Salve a tutti, vediamo ora di fare un esercizio con gli integrali definiti e l'esercizio è di calcolare l'area compresa tra le funzioni, tra i grafici delle funzioni f di x e g di x. F di x è x alla terza meno 2x e g di x è x meno 2, quindi g di x è una retta ed è molto semplice da visualizzare e fx un po' meno. Allora, quando l'esercizio è così vago che dobbiamo trovare l'area compresa tra i grafici di queste due funzioni, è bene disegnarle almeno in modo approssimato per riuscire un attimo a capire la situazione, perché qui non ci viene nemmeno detto da quale punto a quale punto. Sì, che i punti ovviamente saranno le intersezioni, però comunque è utile fare un disegno, adesso capiremo anche perché più avanti. Quindi per disegnare g di x è facilissimo, una retta basta trovare due punti, quello non è un problema. Per disegnare f di x adesso non serve che facciamo tutto lo studio di funzione, ma diciamo proprio due cose di base. Ad esempio troviamo gli zeri della funzione, x alla terza meno 2x uguale a 0, dove qua si raccoglie x alla seconda che moltiplica x meno 2 uguale a 0, allora troviamo che x uguale a 0 o x uguale a 2. Questi sono gli zeri della funzione, questa curva, e però poi magari troviamo ancora i massimi e i minimi, quindi calcoliamoci la derivata di f, che è 3x al quadrato meno 4x, vediamo dove si annulla la derivata. C'è proprio una cosa di base, una cosa semplice, non facciamo tutto lo studio. Allora, vediamo quindi dove si annulla la derivata. Qua si raccoglie x che moltiplica 3x meno 4, allora la derivata si annulla in 0 e in 4 terzi. Qua probabilmente avremo massimi e minimi. Calcoliamoci quindi la funzione in 0 e in 4 terzi, f di 0 uguale a 0, anche se lo sapevamo già da prima, perché quando cerchiamo gli zeri della funzione abbiamo trovato anche 0. Ok. Allora, calcoliamoci ancora f in 4 terzi, che è un punto che probabilmente sarà un massimo o un minimo, e quindi vabbè, mettiamo qua in x alla terza, allora 64 27esimi meno 2 per 16 noni. Adesso qua insomma si fa il calcolo e troviamo che questo vale circa meno 1,2. E allora adesso possiamo già tracciare il nostro grafico almeno in modo non troppo, insomma, abbastanza bene, ecco. Allora, questa funzione f di x si annulla in 0 e 2 e poi vabbè, in 0 f di 0 vale 0, ok, questo sarà anche un massimo oppure un minimo, e cioè, probabilmente lo sarà, ok, e poi abbiamo ancora 4 terzi e circa meno 1,2, questo punto qua. Se sappiamo che questi sono gli zeri e poi questi i punti di estremo, allora e poi insomma è abbastanza ovvio che la funzione andrà così, no? È abbastanza chiaro. Poi la retta, vabbè, si disegna e vediamo comunque che abbiamo l'area compresa tra le due e questa e questa. Ed è importante il fatto che la curva prima sta sopra la retta e poi sta sotto la retta. Perché per gli integrali, allora se qua abbiamo l'area compresa tra due funzioni, però se noi facciamo l'integrale solo di una funzione, le parti che vanno sotto l'asse x, quelle parti di area vanno a sottrarsi quando calcoliamo l'integrale. Succede una cosa simile qua, quando noi sottraiamo due funzioni, se poi si ribalta che una funzione sta sopra e poi comincia a stare sotto, tipo ad esempio quest'area qua andrebbe a sottrarsi dall'area precedente, facendo l'integrale proprio da qua a qua. E questo non va bene se noi interessava sapere quanto è tutta l'area compresa tra le due, quindi dovremmo calcolare separatamente due integrali, uno da qua a qua e uno da qua a qua. Adesso noi dobbiamo appena prima trovare quali sono le intersezioni tra la retta e la curva, quindi risolvere il sistema y è x alla terza meno 2x al quadrato e y è x meno 2. Allora, visto che abbiamo y e y, poniamo che questa espressione è uguale a questa espressione, x alla terza meno 2x al quadrato è uguale a x meno 2, portiamo tutto da una parte e troviamo un polinomio di terzo grado. E vogliamo che un polinomio di terzo grado è uguale a 0. E come risolviamo questo? Beh, usiamo la tecnica che vediamo quali sono i divisori di 2, i divisori di 2 sono più o meno 1, più o meno 2, proviamo
se questo polinomio ha soluzioni intere, saranno sicuramente comprese tra questi valori, più o meno 1, più o meno 2. Calcoliamoci il polinomio in 1 e vediamo che già calcolandolo in 1 troviamo subito 0. Ok, quindi adesso ricordiamoci che stiamo cercando le intersezioni tra le nostre due funzioni, tra i grafici e le nostre due funzioni. Abbiamo 1, 0 del polinomio che è uguale a 1, adesso usiamo la regola Ruffini, qua 1, meno 2, meno 1, 2, sono i coefficienti di questo polinomio di terzo grado, poniamo qua lo 0 del polinomio e usiamo la regola di Ruffini e troviamo ancora questo polinomio di secondo grado, x al quadrato meno x meno 2, poniamo anche questo uguale a 0, così avevamo già x1 e troveremo x2 e x3, quindi usiamo la formula per l'equazione di secondo grado, semplicemente, e troviamo altri due valori, meno 1 e 2, quindi i nostri due grafici, il grafico di f e il grafico di g, si intersecano nei punti con coordinate x, meno 1, 1 e 2. Adesso non ci serve per calcolare quanto è il valore y in questi punti, perché noi dobbiamo fare l'integrale ad esempio da meno 1 a 1, adesso in realtà non serve neanche sapere quanto vale la funzione. Ok, e quindi appunto andiamo a calcolarci separatamente due integrali, uno integrale da meno 1 a 1 per calcolarci questo. E cosa ci mettiamo dentro? Ci mettiamo, ricordiamo che questa è la f e la retta è la funzione g, allora mettiamo f meno g per trovare qualcosa di positivo. Questa è l'espressione per f, questa è meno l'espressione di g. Poi togliamo le parentesi, abbiamo insomma comunque l'integrale di un polinomio che è facile da calcolare, qua l'integrale di x alla terza meno 2x al quadrato meno x più 2, insomma ci calcoliamo semplicemente l'integrale, però questo valuta, allora perché l'integrale è tra meno 1 a 1, questo polinomio valutato tra meno 1 e 1, cosa significa? Che dobbiamo calcolare questo polinomio in 1, e l'ho fatto qua, meno dobbiamo sottrarre questo stesso polinomio calcolato in meno 1, che al posto di x mettiamo meno 1. Vabbè, adesso poi tolgo la parentesi, insomma, sommo queste frazioni e trovo 8 terzi. 8 terzi è questa area. Adesso mi calcolo separatamente quest'altra area e farò l'integrale da 1 a 2 di cosa? Come vedete la retta sta sopra la curva, allora prenderò la retta meno la formula della curva. Adesso qui tolgo le parentesi, e comunque l'integrale è sempre di un polinomio che si calcola facilmente, l'integrale era da 1 a 2, quindi questo polinomio valutato tra 1 e 2 significa questo polinomio calcolato in 2, al posto di x metto 2, trovo questo, meno questo stesso polinomio calcolato in 1. E allora poi tolgo tutte le parentesi e vado a sommare queste frazioni e trovo 5 dodicesimi, che sarebbe quest'area. E quindi la mia area totale è 8 terzi, che è questa, più 5 dodicesimi, poi insomma poi faccio il calcolo, e 37 dodicesimi. Allora, attenzione, se io avessi semplicemente calcolato l'integrale tra meno 1 e 2 di f di x meno g di x, cosa avrei trovato in realtà? Avrei trovato 8 terzi meno 5 dodicesimi. Questa seconda area sarebbe andata a sottrarsi, perché per calcolare la seconda area abbiamo invertito, perché stava sopra la retta e sotto la curva, abbiamo invertito, se no avremmo trovato un valore negativo, avremmo trovato semplicemente meno 5 dodicesimi, per quello si sarebbe sottratto qua e non avremmo avuto un valore corretto per l'area totale. Ok, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.